Il blocco delle attività rischia di mettere in ginocchio molti piccoli imprenditori e commercianti. L'inviata Anna Mazzone. L'emergenza sanitaria sta creando un'emergenza economica che rischia di travolgere la già debole economia della Sardegna. A Cagliari la Confcommercio ha lanciato Imprenditore Ti Ascolto, uno sportello di sostegno psicologico per i piccoli esercenti. Il pensiero è: ma domani quando rinizierò sarà tutto come prima, riuscirò a dare quello che davo prima? E quello che abbiamo voluto creare con questo servizio di ascolto è proprio questo: cercare di dare dei messaggi positivi in un momento di incertezza. Le piccole imprese sono le prime a pagare i danni dell'impatto del virus sul sistema produttivo. Oggi assistiamo a una messa in sicurezza del lavoratore dipendente, ma alle imprese si sta chiedendo di far fronte a questa crisi indebitandosi. L'emergenza economica tende poi anche a generare emergenze sanitarie. E da Cagliari il sindaco, che è nell'occhio del ciclone per dei manifesti ritenuti troppo aggressivi, lancia un appello al governo. Facciamo attenzione alle amministrazioni locali e ai sindaci, perché sono, come dire, la prima faccia, il primo soggetto, le amministrazioni che si interfaccia con i cittadini e che garantiscono i servizi che fanno andare avanti le nostre comunità.